Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare, quest'oggi siamo nuovamente qui proprio nel bel mezzo della cittadina dell'Havana, sotto il sole cocente, pronti a intraprendere una nuova e emozionante missione. Allora, nel gameplay precedente siamo riusciti a intrufolarci nella reggia sicuramente del governatore locale, all'interno della quale abbiamo conosciuto delle persone davvero molto importanti. Allora, siamo riusciti ad avere la loro fiducia e quindi ci hanno accettato in questa sorta di missione, in questa sorta di ricerca dell'osservatorio. Allora, hanno bisogno di un uomo chiamato Saggio e dicono che si ritrovi più o meno a 150 metri dalla nostra posizione, dove appunto sto andando per adesso, in quella sorta di punto esclamativo che vedete sulla mappa. Comunque, cerchiamo adesso di affrontare la missione con completa calma. Nella missione precedente ci sono stati davvero tantissimi dialoghi, dove ovviamente era molto difficile proferire parola per comprendere appieno la trama, e quindi cerchiamo adesso di addentrarci nuovamente nella nostra storia. Allora, vediamo un po' chi abbiamo qui. Un uomo chiamato Saggio. Ah, deve essere il nostro caro ragazzone con la faccia mezza distrutta che abbiamo visto un paio di minuti fa appunto nella reggia del nostro comandante. Iniziamo la missione, vediamo che cosa succede. Eccolo qui. Buongiorno Duncan, da questa parte. Ciao amico mio. Certo. Edward! Ehi! Edward! Il nostro grande omone ubriacone. Ho provato a vendere lo zucchero rimasto. Gran bel colpo, devo dire. Grande. Vi ha chiamato Edward. Oh, è il ah, mercante vero! che mi ha portato qui. Per sicurezza Abbiamo mutato il ho dato nome. tale. Ah, maledetto. Ah, ben fatto. Meno male che questo è un allocco, crede a tutto. Arrivederci, Bonnet. A presto. Mamma mia della faccia che gli abbiamo fatta. Appena Siete torniamo indietro puntuali. lo infilziamo come un vero e proprio maiale in un banchetto, eh? Eccolo Tanto. L'uomo che templari e assassini bramano da più di 10 anni. E chi è? Dicono che vi chiamate Roberts. Roberts? È così? Mamma mia come l'hanno ridotto. Sapete che cos'è, vero? Cos'è? Ah, voglio vedere che Stando cos'è alle questa leggende, dannata cosa. Serve il sangue di un saggio per entrare nell'osservatorio. Abbiamo la chiave. Questa è la Ci chiave. serve solo la posizione. Forse il signor Roberts sarà felice di fornircela. È una sorta di Portatelo alla mia- prigioniero. Bene, vediamo dove dobbiamo andare. Cerchiamo di seguire i nostri cari Tutto questo amici. per un solo Allora. L'osservatorio è davvero così importante? Sì. Oh, maledizione. L'osservatorio è L'osserva- stato costruito dai precursori. Eccoli qua. Il suo valore è inestimabile. Ma vorrei Dai proprio capire precursori. cos'è questo dannato osservatorio. Capisco. Ma procediamo intanto, attenzione, ma perché In tutta una questa vostra fretta? lettera avete manifestato il desiderio di uccidere il mentore Maya Hatabai. Ah, Ci siete Hatabai. forse riuscito mentre venivate prima. Io... non ancora. Ecco, ci ritroviamo nuovamente nella situazione di prima, ragazzi. Ma voglio fermarmi un attimo proprio per puntualizzare questa situazione. Cioè, non so se voi ragazzi leggete fumetti, però queste situazioni accadono molto spesso all'interno di un fumetto che io leggo davvero tantissimo, il quale è Diabolic, quando ovviamente il personaggio principale, ovvero Diabolic, si sostituisce a qualcuno tramite la maschera o qualche altra cosa. Sicuramente si vivono queste situazioni molto più frequentemente. Ovviamente il nostro caro amico adesso non sa proprio che cosa ha fatto il vecchio Duncan Walpole, e quindi si ritrova così in una leggera forma di ambiguità. Però a quanto pare ha sempre la risposta pronta, e questo è un ottimo tratto per un pirata assassino. Ok, allora, ma io non capisco perché è apparsa, ragazzi, la vita di Laureano Torres. Questo deve essere Laureano Torres. No, Laureano Torres intanto è questo qui, il nostro ragazzone con i capelli bianchi, perché quello si chiamava Roberts. Ok, quindi dobbiamo sicuramente stare attenti alla sua persona. Non devono mettere le loro mani sul saggio. Il saggio, attenzione, qua che succede? Mettiamoci le spade perché ho paura, perché ce l'abbiamo. Ecco, attenzione, perché ci dobbiamo muovere? Usa la pistola in combattimento. La nostra pistola, attenzione. Allora, dove siete? Oh, ecco un assassino. Attenzione. Beccati questo. Attenzione, allora, le spade, ragazzi. Le spade, eccole qui. Avanti, avanti. Che cosa vuoi fare? Lascia in pace il nostro caro amico. Perfetto, gli abbiamo dato qualche coltellata. L'abbiamo affettato un pochettino. Avanti, ti proteggo io, amico mio. Allora, chi c'è qui? Attenzione, quei due là sopra. Le nostre pistole. Le nostre pistole, ricarichiamo. Ricarichiamo, forza, questo dannato fucile ad avancarica. No, 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 non sparare. Non sparare. Beccati questo, ricarichiamo. Ricarichiamo. Oh, no, 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 occupatene tu, occupatene tu. Io devo ricaricare la mia pistola. Avanti, avanti, l'abbiamo fatto. Forza, forza, eccolo.
Beccati questo, grandi. Allora, le spade, eccole qui. Vieni qua, bello. Che cosa vuoi combinare? Avanti, scuoiamolo un pochettino, ragazzi. Ok, eccone un altro. Grandi. Allora, dov'è il nostro Duncan? Il nostro Duncan, scusate, il nostro Laureano Torres. Ok, ce ne sono altri. Oh, aia, maledetto. Vieni qua, che cosa vuoi combinare? Ti faccio il vestito su misura. Benissimo. Eccone ancora un altro. Ancora un altro. Affettiamolo come un maialino in un buffet. Avanti, perfetto. Ancora qui ce n'è un altro davanti a noi. Facciamolo a pezzettini. Proteggete il saggio. Dov'è il saggio? Il saggio, attenzione. Oh mio Dio, povero amico saggio. Vieni qua, vieni qui. Dove sei? Dove sei? Lascialo stare. Lascialo stare. Benissimo, qualche coltellata gli può star bene. Vediamo se possiamo continuare. Ah, maledetto. Lasciami, lasciami, brutto barbone. Vediamo di prenderlo. No, 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 no. Lascia in pace il saggio. Maledetto, maledetto. Vattene via, vattene via. Oh, no, no, rompi. Oh, questi ci ammazzano, ragazzi. Sono troppi. Sono troppi. Sono troppi. Maledizione. Aiutatemi. 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 Aiuto. Un ottimo contrattacco. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatta. Oh, le nostre guardie. La cerputtana quello. Attenzione. Lo vogliono liberare. Oh, mamma mia. Gli è entrato un occhio, un dito nell'occhio. Che siamo? Proprio nel Colosseo, ragazzi. Sta scappando. Dobbiamo inseguirlo. Dov'è? Dov'è? Eccolo lì. Prendiamolo. Ricarichiamo la nostra pistola. Possiamo ricaricare mentre corriamo? Ok, ok, grande il nostro amico mio. Avanti. Sveglio, te lo concedo. Dove sei? Eccolo là sopra. Cerchiamo di ucciderlo, ragazzi. Ucciderlo, prenderlo, ragazzi. Avanti, avanti. Abbiamo 2 colpi in canna. Vediamo di. Vorrei sparargli in una gamba. Però attenzione che in questi periodi la medicina non è che faceva proprio grandi passi. Quindi con un proiettile nella gamba potrebbe anche morire. Quindi cerchiamo di raggiungerlo. Avanti. Attenzione. Oh, qui si stendono i panni. Ok. Dov'è? 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 Al piano di sotto. Continuiamo, continuiamo. Attenzione. Speriamo che non si rompa la tegola. Avanti. Oh, mamma mia. Forza, forza, forza. Eccolo dall'altra parte. Attenzione, qua c'era melma e escrementi di cavallo. Oh mio Dio, faremo una puzza. Eccolo, eccolo. Avanti, inseguiamo l'amico mio. Forza che sei stato addestrato su Skyrim. Avanti. Oh, no, 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 no. Abbiamo l'abilità, agilità al massimo. Eccolo, 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 eccolo dall'altra parte. Forza, vediamo di scavalcare questo muretto alla grande. Alla grande. Eccolo dall'altra parte. Inseguiamolo. Ok, proviamo ancora da qua sopra. Cerchiamo di non perderlo. Attenzione. Sì, 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 stiamo riducendo la distanza. Tranquillo. Oh. Corre abbastanza veloce. No, 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 no. La riduco la distanza. La riduco, vi ho detto. State calmi. Ok, siamo a 45 metri. Siamo a 44. Ma quanto è veloce. Ed era zoppo, malandato, con la faccia tagliata, senza occhi. E guardate come corre. Ok? E spostatevi, maledetti. Andiamo, andiamo, andiamo. Prendiamolo. Ancora, guardate quanto corre. Cioè, ma un saggio dovrebbe avere un aspetto magari nobile, soprattutto anche aspetti aristocratici. Quello sembra un malandato, come dire, un barbone. Intanto guardate come riesce a correre. Cioè il nostro Edward non riesce ad acciuffarlo. Allora, andiamo, andiamo. Che succede? Picchia. Ok, pronti al no, con la pistola, attenzione. Solo i pugni, solo i pugni. No, posa ste spade. No, posa ste spade, porca miseria. Ok, eccolo qui. Avanti, posiamo le spade. Ma come si posano le spade? Attenzione, dobbiamo rinfoderarle. Avanti, così va bene, non armato. Ok, avanti, avanti. 4 pugni. Ok, acciuffiamo le farfalle. Eccolo. Beccati questo. Allora, combattiamo Rocky Marciano contro Mohamed Ali. Attenzione. Oh, mamma mia, che ginocchiata in testa. Ce l'abbiamo fatta, cioè, vedo l'icona di caricamento, però perfetto. Zitto. Lo porteremo nelle prigioni, gran maestro. Ole. Raddoppiate le guardie. Ma infatti. Che io sia maledetto. Che giornata intensa, amici. Sì, siamo circondati dai nemici. Dobbiamo essere più cauti. Speravo di assistere all'ultimo atto del dramma, ma devo approfittare di questi venti e tornare in patria. Va bene. Più che giusto, capitano. Buona fortuna a voi. Ciao. Speriamo. Potrei tornare da Ciao, bello. E insignito da quell'idiota del re, peraltro. Adios. Ciao. Quanto a voi, signor Wolf. Considero questa la prima tranche di un proficuo investimento. Grazie. Vi ringrazio. Vorrei che presenziaste all'interrogatorio domani. Diciamo a mezzodia. Va bene. Quando le lancette si incroceranno, raggiungeremo il tuo obiettivo, amico mio.
Missione completata, ragazzi. È stata un pochino dura perché adesso con le tecniche di combattimento sono proprio zero. Proprio non riesco a capire come usare spada, pistola, pugni quando serve. Comunque, nonostante tutto, siamo riusciti a combattere. Abbiamo dato una piccola coltellata nel collo all'ultimo bersaglio alla fine perché non sapevo come prendere le armi. Però dai, abbiamo usato la pistola in combattimento. Siamo riusciti a completare la missione col 90% e sicuramente adesso possiamo continuare. Allora, prima di mezzogiorno ci vorrà ancora qualche ora. 1000 real vanno abbastanza bene. E io direi, ragazzi, adesso di dedicarci a qualche missione secondaria. Basta per adesso con la missione principale perché ancora per arrivare a mezzogiorno la clessidra deve riempirsi e quindi io direi di gettarci direttamente nelle fauci della gilda degli assassini. Eccola qui, vediamo se possiamo scavalcare l'opera. Allora, vediamo un po', non ci sono mai andato, però possiamo interagire con la voliera dei piccioni. Allora, vediamo un po'. Allora, accettiamo la missione. Ricompensa 1000 real, non entrare in conflitto 500 real. Nella zona commerciale dell'Havana si trova un accampamento militare. Il tuo obiettivo è il capitano templare che è distanza. Ok, possiamo accettare o rifiutare la missione? Accettiamola. Allora, prendiamo la nostra pergamena principale. Ecco, il nostro gufo va dall'assassino che sicuramente ci ha inviato l'icona. Comunque, il bersaglio dell'assassinio, eccolo lì. Allora, il comandante spagnolo, vediamo di selezionarlo e dirigerci immediatamente verso la nostra zona. Queste missioni le avevo viste ovviamente nei trailer, però sicuramente giocarla è una cosa fantastica. Troviamo immediatamente il bersaglio. Allora, intanto vorrei selezionare le lame celate. Pistole no, a meno che non abbiamo il silenziatore. Ce l'hai, Edward, il silenziatore? Oppure utilizziamo le lame celate? Allora, attenzione che lì ci sono sempre delle guardie. Come avete detto, i tetti sono il luogo peggiore per andare. Ok, quindi cerchiamo di scendere nella parte inferiore della città. Allora, procediamo. Assolda le danzatrici. Per adesso non c'è bisogno, però vediamo di andare ancora dritto. Allora, deve essere probabilmente in una specie di accampamento. Cerchiamo di procedere in avanti. Abbiamo quasi 4000 reali. Il bersaglio è fuggito. Ma come? Neanche il tempo di andare. Maledizione. Cioè, sono salito un attimo in una specie di capannone per trovarlo. Vabbè, andiamo innanzitutto in un'altra missione dell'assassinio per cercare di riprendere il tutto. Cioè, dobbiamo essere allora molto rapidi, Scusate, però è la prima volta che svolgo una missione di questo genere. Allora, cerchiamo di accettarne un'altra. Attenzione, scusate ragazzi, cerchiamo di andare da questa parte. Ecco, di solito queste zone sono un pochino molto occultate perché certamente messaggi di uccisioni devono essere ben riservati. Eccoli qui. Allora, scendiamo. Allora, vediamo questa volta chi è colui che dovremmo uccidere. Diamo un'occhiata. Attenzione alla pupù di uccello. Allora, questa volta un corsaro che collabora con i templari si nasconde nei bassi fondi dell'Havana. Trovalo e uccidilo. Adesso rapidi, ragazzi, Ok, andiamo. Vai, amico piccione. Allora, vediamo dov'è. Andiamo. Forza. Oh, che abbiamo combinato? Eccolo qui, perfetto. Cerchiamo di capire come possiamo arrivare. Allora, andiamo. Eccolo là sotto, cerchiamo di non farlo scappare. A 120 metri, forza tutta manetta, spostatevi, stupide guardie. Forza. I panni della nostra signora Nesbit. Avanti. Continuiamo, 75 metri. Forza, e qua dobbiamo essere rapidi, sennò quello lì se ne va su una bella barca e se ne scappa. Ok, perfetto. Avanti. L'occhio per utilizzare per scoprire il bersaglio. Vediamo dov'è. Eccolo, zona vietata, però sicuramente dobbiamo tenerlo sott'occhio. Allora, vediamo un po'. Stiamo attenti. Chi abbiamo di dietro? C'è qualcuno che ci rompe le scatole. Eccolo. Allora, corriere, cattura e deprede il corriere. Però un attimo, una missione alla volta. Eccolo lì, lontano da noi. Vediamo come possiamo farlo secco. Allora, vediamo come possiamo fare a ucciderlo, ragazzi. Possiamo sparargli o addirittura ucciderlo con le lame celate. Però non credo che se ne vada da questa posizione. Cerchiamo di capire più. Ci sta guardando. Gettiamoci in mare. Attenzione. Eccolo, ancora che ci segue. Non rompere le scatole, amico mio. Niente, ragazzi, qua mi sa che dobbiamo provare qualcosa di diverso. Una bella uccisione con pistola da lontano. Allora, vediamo un po'. 500 monetine ce le possiamo prendere. Allora, andiamo, colpisci. Eccolo, vediamo un po' quello che possiamo fare. Eccoci, vediamo un ottimo colpo alla testa. No, non ti abbassare, amico mio. Colpito, 1000 real. Cerchiamo di scappare, non ci ha visto nessuno. Grande colpo, attenzione. Via, qui c'è il nostro pescatore. Avanti. Falò sulla spiaggia, completato. Cerchiamo di entrare sott'acqua, non ci devono vedere. Andiamocene via, grandi. Viaggiamo sotto il livello dell'acqua come delle vere e proprie anguille. Allora, sei stato individuato, però cerchiamo di fuggire. Allora, i barili di polvere da sparo esplodono quando gli spara. Assicura di essere a distanza di sicurezza prima di fare fuoco. Va bene, cercherò di ricordarmelo. Comunque, abbiamo completato una sfida Abstergo. Vediamo di dare un'occhiata a questa sorta di pagina. Allora, le sfide Abstergo, cerchiamo di capire più o meno in cosa consistono.
Ok, allora probabilmente sono delle sfide principali che consistono in pratica negli obiettivi che potete ben notare: impicca i nemici, tuffati nell'acqua da 45 metri, delle sfide un pochino generali, perfetto. Ovviamente sfide da assassino, da pirata, da esploratore, da combattente. Guardate un po' quante possibilità che abbiamo, le affronteremo ovviamente col passare del tempo. Intanto la missione assassinio è stata per adesso realizzata, sono riuscito finalmente a capire come funziona e questo sicuramente è un bene. Cerchiamo di salire dall'altra parte, attenzione che questa è una zona off limits. Comunque 5.000 real sono ottimi. Vediamo di andare un attimo all'interno della nostra sezione della mappa per capire quindi dove siamo. Allora, abbiamo realizzato la nostra missione degli assassini. Vediamo un po', questi devono essere gli empori. Perfetto, questo mi sembra che è un altro emporio. Ok, per adesso possiamo dirigerci adesso nella nostra nuova missione principale. Si è fatto mezzogiorno, dobbiamo andare a prenderci quello che ci spetta. Ok, però prima di fare questo volevo andare a dare un'occhiata nella sezione potenziamenti per Edward. Vediamo cos'è. Allora, il set di spade. Un pirata con una sola coppia di spade non è un vero pirata. Vediamo quello che possiamo fare. Spadini da ufficiale, sciabole inglesi, noi abbiamo per adesso queste. Addirittura possiamo dare un'occhiata a tutte le spade disponibili dal nostro inventario. Perfetto, però sicuramente ancora queste costano troppo. Invece vediamo per quanto riguarda i vestiti, una cosa davvero molto interessante. Cappa marrone, ce ne sono davvero diversi. Abiti da corsaro sarebbero davvero molto fighi. 5.000 real. Questi potrebbero essere interessanti. Vediamo invece qualcosa di più interessante. Abiti da ufficiale. Eccolo qui, giubba rossa. Ma però per adesso cerchiamo di procedere. Credevo che... ecco, proviamo ad andare a dare un'occhiata nella sezione fabbricazione. Allora, vediamo un po'. Questa assomiglia molto alla sezione fabbricazione che c'era su Far Cry 3. Fondina pistola. Eccole qui, fondina per la pistola numero 4. Potenziamento salute. Questi oggetti probabilmente verranno utilizzati per potenziare il nostro personaggio proprio passivamente, però sicuramente hanno bisogno di qualcosa di molto più importante per essere creati, come per esempio osso di pesce martello, pelle di cinghiale, squalo bianco e così via. Certamente ragazzi, queste missioni, attenzione, qua, questi oggetti cercheremo di realizzarli più avanti, nel momento in cui ci sarà la possibilità di farlo. Vedremo un po' come facevamo appunto su Far Cry 3, quindi inizieremo delle missioni di caccia per darci da fare, quindi creare questi particolari potenziamenti. Intanto, visto che ancora il nostro personaggio è così abile a combattere, io direi di procedere direttamente verso la nostra missione principale. Comunque aver effettuato una missione del genere assassinio è molto importante perché i soldi ci servono sempre. Un brindisi? Chi è? Attenzione che c'è qualcuno qui seduto. Vediamo un po'. Quello che mi spetta deve... il nostro ubriacone. Sempre che beve, Jack Daniels a manetta nel bicchiere. Vediamo quello che intende fare. Dio mi fulmini, che miseria. Solo 1.000 real per quelle mappe. Quanto saranno? 100 sterline al massimo. Come può un uomo diventare ricco se dei pidocchi come Torres governano il mondo? Avete mai lavorato in una piantagione prima? Piantagione? Sapete che ho in mente? Vorrei vedere l'osservatorio di cui parla il governatore. Ha detto che è un aggeggio che può trovare le persone e far vedere dove si trovano. Che idea assurda! Immaginate mia moglie con un tale potere su di me. Beh, pensate a quanto può valere quell'affare. Se lo vendo all'uomo giusto, sarò il più ricco dei pirati. Corsari delle Indie occidentali. Guardate che figo quello come beve. Più tardi, Bonnet. In quella casa c'è un saggio che devo vedere. In privato. Già. Ok, il nostro amico Bonnet è una sorta di coscienza vivente, il nostro amico si sfoga con lui, esprime i suoi pensieri. Comunque troveremo il nostro guardiano. Allora, vediamo di procedere. Zona di caccia, muoviti nella vegetazione fitta per ovviamente non farci individuare. Allora, cerchiamo di andare avanti, una zona vietata. Allora, il guardiano sicuramente è nascosto, sicuramente in una zona molto più complicata, quindi questi dannati guardiani sicuramente ci daranno fastidio. Allora, cerchiamo di procedere in completa tranquillità qui nell'erba alta. Ok, attenzione, qui c'è addirittura un soldato delle giubbe rosse accorpato su questo bello spaventapasseri. Intanto diamo un'occhiata da queste parti. C'è un'altra guardia che sta procedendo. Le lame celate ce le possiamo selezionare immediatamente perché ci serviranno. Ok, cerchiamo di procedere. Via dalla luce! Via dalla luce, maledizione! Ok, allora continuiamo. Questi piani... Oh, ci hanno visto! Dietro!
Non è successo niente, amico mio. Hai le allucinazioni perché ieri sera hai bevuto troppo. Hai bevuto troppo. Vattene via con quel lume. Vai via, maledizione. Ok, mi sembra proprio il personaggio di Amnesia con tutte quelle lanterne che avevano in mano. Ok, vai via che non c'è niente da vedere. Ok, perfetto. Cerchiamo di continuare. Mi ricorda molto la missione di Hitman, ragazzi, che abbiamo fatto quando appunto vagavamo in queste erbe alte. Davvero una cosa fantastica. Però tutte queste guardie non possiamo superarle così senza ucciderne nessuna. Allora, il nostro guardiano è ancora lontano dalla nostra posizione. Deve essere... vediamo un po' a circa 100 metri da noi. Vediamo un po', deve essere appunto là sotto. Ok, cerchiamo di procedere. Ok, non c'è più nessuno. Vediamo un po' se è vero. Ok, perfetto. Ah, lì addirittura c'è un forziere. Meno male che abbiamo salvato. Allora, vediamo un po'. Ecco la guardia. Ecco. Oh, non ti girare, amico mio, eh. Stai calmo. Stai calmo. Beccati questo. Ottima mossa, vediamo di raccogliere questi dannati denari che ci sono nel forziere. Avanti, deprediamo. Altri 143 real più un bello zaffiro. Benissimo, un altro scrigno. Allora, vediamo di procedere in avanti. Qui questo muro può essere scavalcato, sarebbe davvero una cosa fantastica. Vediamo un po'. Niente, ancora dobbiamo procedere in avanti. Dov'è finito il nostro guardiano però? Ok, bene. Deve essere qui dentro. Allora, diamo un'occhiata nella mappa per essere un pochino più sicuri. Ok, deve essere per forza all'interno di questa zona in giallo. Allora, diamo un'occhiata. Ancora queste guardie. Vediamo se possiamo procedere da quella parte. Benissimo, attenzione. Attenzione che qualcuno forse ci sta guardando. Allora, fischia. Quando sei in un nascondiglio in un angolo. Ok, perfetto, possiamo fischiare per attirare l'attenzione di qualcuno. Però attenzione. Oh, eccolo. Oh, giù. Chi è? Maledizione, niente, hai bevuto troppo vodka, amico mio, ieri sera. Quindi sicuramente sei un po' su di giri. Allora, questo deve essere appunto il ragazzone che ha la chiave. Vediamo di prendergliela. Allora, vediamo dove intende andare. Ah, delle foglie di banana. Mettiamoci qui dentro. Grandi. Ehi, amico, vieni qui. Vediamo di prendere direttamente quella chiave. Forza. Forza. Forza che siamo riusciti ad attirare la sua attenzione. Vieni qua, più vicino. Ci ha visto! Maledizione! No. Vieni qua, bello. Vieni qua. Vieni qui, maledizione. Come ha fatto a vederci? Eravamo là dentro. La chiave. Prendiamo la chiave. No. Oh, vieni qua, amico mio. Fermo. Dov'è la chiave? Prendiamo la chiave, maledizione. Attenzione. Oh. Maledizione. Male che abbiamo caricato la pistola. Ancora? Con le nostre lame celate. Rompiamo la difesa del nostro amico. Forza, ancora tutte queste guardie. Forza. Oh, ragazzi, qua ce la siamo cavata molto male, eh. Ancora. Vediamo un po' quello che possiamo combinare. Ok, ancora un altro davanti a noi. Parato. Mamma mia, me la sto cavando benissimo adesso nei combattimenti. Ok, dov'è questa dannata chiave? Mi lasciate passare in completa tranquillità, amici miei. Ok, una sorta di John Rambo siamo quest'oggi. Ok. Oh, maledetto, ancora. Forza, fatti sotto. Vieni qui, bello. Avanti. Ma io dico, con una bella lama celata ficcata nel collo, come fa ancora a resistere? Ok, li abbiamo fatti fuori. Vediamo un po' dove sono queste dannate chiavi. Vediamo un po'. Eccola questa chiave, perfetto. Allora, vediamo un po'. L'abbiamo presa? Vediamo un po'. L'abbiamo presa sicuramente. Oh. Ah, c'è qualcuno! Ancora! Maledizione! Fatti sotto! Brutto pollo! Vieni qui! Vieni qua! Avanti! Stiamo facendo fuori tutti i soldati dell'intera zona. Grandi! Ok, nuovamente in una situazione tranquilla. Finalmente mi fate prendere questa dannata chiave. Olè! Dobbiamo liberare adesso il saggio. Ah, adesso capisco. Allora, sicuramente ricarichiamo intanto. Il nostro amico è stato catturato da questi dannati templari ed è stato catturato e quindi portato a 130 metri dalla nostra posizione. Ragazzi, questa che avete visto non era un'azione alla John Rambo, era stealth perché è avvenuta di notte e non ci ha visto appunto nessuno. Allora, vediamo un po', solleviamo il corpo e deprediamolo. Vediamo un po', questo è importante perché ci servono tantissimi real, ragazzi. Sicuramente per comprare tutte quelle cose che abbiamo visto ci serve molta quantità di denaro. Allora, vediamo un po' qui cosa c'è. Ok, una grande quantità di denaro dobbiamo raccogliere da queste parti. Mi sa che le guardie possono bastare adesso. Allora, vediamo un po' di salire dall'altra parte. Di qua possiamo procedere. La zona è completamente offuscata da queste dannate pianticelle. Allora, vediamo un po' se possiamo. Ah, qui vedo una specie di oggettino per stendere i panni. Ok, facciamoci strada, avanti. Qua ci sono le capanne degli indigeni. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Vediamo dove si ritrova il nostro obiettivo. Eccolo dall'altra parte. È una specie proprio di forte avversario. Le decorazioni esterne della facciata dell'edificio sono simili a quelle del primo castello che abbiamo attaccato, come dire, all'interno del quale ci siamo intrufolati. Ok, attenzione. Oh, buttiamoci qui dentro. Perfetto. Allora, attenzione, cerchiamo di trovare il momento esatto per assassinare la nostra guardia quando tutti non guardano. Benissimo. Ah, no. Si avvicina qui Amnesia. Eccolo lì. Adesso. Portiamolo qui dentro. Grande. Ok, cerchiamo di chiamarne un altro.
Cerchiamo di non abusare anche di questi fischi, perché prima ci hanno beccato proprio per questa dannata mossa. Allora, qui dobbiamo concentrarci sulla nostra abilità che avevamo prima su Hitman, non ci dobbiamo fare scoprire. Allora, amico? Ah, sta arrivando Amnesia qui. No, niente, a posto. 2 guardie che procedono. Niente, la zona, ragazzi, è molto ben sorvegliata. Qua mi sembra difficile. Allora, lì c'è addirittura un avamposto per controllare dall'alto. Vediamo qui, qua non possiamo fare nulla. Magari posso procedere da quella parte, in su al muro. Vediamo un po'. Niente, proprio non viene nessuno, maledizione. Dobbiamo eliminare Amnesia lì a sinistra, ragazzi, perché potrebbe darci dei particolari problemi. Attenzione. Allora, vediamo se adesso possiamo uscire. Avanti, andiamo. Perfetto. Cerchiamo di procedere. Eccolo, il nostro caro amico Amnesia. Beccati! Oh, ci ha visto! Attenzione, ci ha visto. Sta zitto, amico mio. Fuggiamo. Non è stato niente, una piccola allucinazione. Andiamocene via. Non è stato niente. Forza, che non ci hanno visto. Grandi, andiamocene qua dietro. Benissimo, nell'erba alta. Mamma mia, però siamo riusciti ad eliminare una guardia e a creare un po' di scompiglio da quella parte. Benissimo. Allora, proviamo invece a salire dall'altra parte. Ok.